Bentornati per la seconda giornata per questo speciale Fiera Cavalli dalla 119esima Fiera Cavalli di Verona. Quest'oggi avremo ospite più tardi un'altra campionessa azzurra, ieri Alberto Zorzi, oggi Anna Cavallaro, ma prima di andare da Anna Cavallaro vorrei salutare chi poi mi sostituirà con i suoi ospiti, che è Fabio Fioravanzi, collega, conduttore, ma è qui e facciamo quattro parole perché, come noterete, siamo in quattro e non in due, ci sono Spank e Dulcinea. Allora, devo dire che Spank letteralmente è rapito da una famiglia di Viterbo che è di là delle telecamere, che magari metterà queste foto sui social, quindi ci renderà famosi, perché come tu hai nelle mani casualmente proprio ti passava di là. Ho un libro per le mani, infatti per quello che... No, che a me è un caso. Proprio per caso ho questo libro fra le mani. Che, se facciamo Obiettivo vedere, zootecnico sui Russell e Terrier. Spank, vedi, questo è un tuo parente. Eh sì, è un Terrier come te, Vediamo un Jack Russell. Me lo tieni, si sta in piedi. Guarda, mettiamo Spank con esattamente, perché questi cani, e oggi a Fiera Cavalli ce ne sono parecchi, sono cani legatissimi al mondo equestre, perché sono cani che vengono inventati dal referendo Russell, che faceva la caccia alla volpe con i cavalli, però talvolta la volpe si intanava. E quindi il cane, il Jack Russell, il cane piccolo, non aveva un cane che la stanasse e gli rovinava la testa. E lui ha inventato il Jack Russell. Lo ha inventato. Dico sempre che questi cani sono come la Coca-Cola, la cui ricetta è segreta, perché quello che lui ci ha messo dentro per fare questi cani nessuno lo sa. Nessuno lo sa. Ora, in questo libro che lo recupero, che apre tra l'altro con la prefazione di un grande appassionato di cavalli, con ma un non grande di Jack Russell, di cavalli, ma non di Jack Russell, che è Luca Zai, lui ama i bulldog. Ci sono tantissimi Jack Russell, da quelli dell'esposizione dei campioni del mondo di bellezza a quelli come Spank, che uno dice ma non è un Jack Russell puro. No, in realtà i Jack Russell come lui nelle scuderie, nel mondo dei cavalli, sono tantissimi. I cani eccezionali, certo. Sono tantissimi, si trovano molto bene con i cavalli, li amano, e io cerco di raccontare appunto questo mondo a 360 gradi, dal cane come Spank al cavallo, i cavalli più diversi, certo, fino appunto ai Jack Russell delle competizioni. Tra l'altro Jack Russell appunto l'ho visto passare gentilmente i proprietari. Secondo me sta facendo anche il filmato. Sì, credo che stia facendo anche un video. Lo troverà comunque su Rai TV questa sera, non si preoccupi. No, Rai no, magari viene meglio. Ride TV. Ride. No. Allora, dicevo, l'ho chiesto in prestito, ma vuoi tornare dal tuo padrone? Forse Spank. Vediamo, tento di presentargli la fidanzatina. Vediamo. Spank, proviamo a vedere se Dulcinea piace a Spank. Ecco, tentiamo. Dulcinea non è... Dulci, vieni qua. Spank dice, di fronte a questo potrei anche... Quasi quasi rimango ancora. Quasi rimango, perché lei non c'entra nulla, però c'entrano i cavalli, perché la mia dolce metà ha una grande passione per i cavalli, il cane è suo, e nel libro non c'entra niente Jack Russell, ma c'è una foto di sua nonna con un cavallo. Trovarla adesso, c'è anche in copertina, era la nonna, ma dentro c'è anche una foto di sua nonna con un cavallo, perché poi in realtà troverò il modo di spiegare in trasmissione perché loro comunque hanno a che fare con i cavalli, ma sicuramente il Jack Russell è un cavallo che è molto importante. È un cane che con i cavalli assolutamente ha ben a che fare. Un attimo. Sì, questa foto è meravigliosa. C'è questa foto molto carina. Non so se riusciamo a stringere. Ce la facciamo perché si vede, possono fare tutto ormai. È molto bellina questa cosa del Jack Russell in sella. Esattamente. Un Jack Russell in sella. È proprio quello che è un po' lo stile del Jack Russell. E ci tengo a dire che tra l'altro di questo libro il 10% va in beneficenza. Questa è una bella 5% messo da me, 5% messo dall'editore, perché c'è anche il logo di copertina, va in beneficenza alla Città della Speranza. E io ringrazio Rai TV che mi ha lasciato in un mondo di cavalli parlare di una cosa che con il cavallo c'entra fino a un certo punto. Però c'entra. Però, scherzi a parte, cavalli un'infinità per cavalli, però cani, quanti ne hai visti? Forse anche di più. Però tanti. Tantissimi cani. E tantissimi Jack. In una razza che è modernissima, perché ha pochissimi anni che è ufficiale, i Jack stanno conoscendo una crescita esponenziale come numero.
È un cane in cui si innamorano in tanti, in tantissimi. Guarda che simpatico, sta guardando il padrone, guarda che simpatico. Bubi, guarda di là. Papà, papà. Sono cani molto simpatici, ci sono in varie tipologie di pelo, pelo corto, broken, pelo duro. I libri li racconta, ripeto, c'è anche, siamo in un mondo questo, legato all'agricoltura con i cavalli. Assolutamente. C'è un ex sottosegretario alle politiche agricole, 3 volte sottosegretario, che è Paolo Scarpa Bonazza Buora, che è letteralmente schiavo della sua Jack Russell. E qui c'è la prefazione di Zaia dei cavalli, di Buora che appunto ha la passione di Jack Russell. E ripeto, la cosa che ci tengo a dire è quello che il 10% va in beneficenza, perché Sì, questo lo ricordiamo perché meritorio. Non penso di avere la capacità di dare un contributo economico forte. Magari in tante case arriva ogni piccola goccia, no, però magari io spero che tante persone che hanno il libro a casa, vedendo, se mi permetti, Prego. Spero che non mi c'è anche all'interno, vedendo questo. Sì, qua è un po' più in grande, vedendo forse riusciamo a spingere su questo. Questo logo, che è appunto della Speranza. Vicino a un'altra bellissima foto che si vede, anche qua c'è un cucciolino che gioca, stupendo. Intanto Dulcinea è tornata da Spank. Sì, perché c'è il richiamo, no? Sì, c'è un richiamo. Se lo mollo posso rischiare, posso mollare Spank o si perde. Posso mollarlo? Vediamo che fa Spank, se mi ha lasciato libero. Spank adesso comincia a girare per il Questa nostro studio della Fise Veneto. Ecco, sarà la parte più seguita della trasmissione, ci hanno abbandonato entrambi. Io ho detto, ti adesso avranno altro da fare. Adesso ti caccio. Adesso io me ne vado. No, ancora un secondo, anzi un quarto d'ora, perché Anna Cavallaro e Nelson Vidoni, che saranno i nostri prossimi ospiti, li intervisterò io, poi cederò. Ma ovviamente. Non so se sia già arrivato o se c'è un'altra cosa prima. Adesso vediamo un attimo. Vediamo un attimo. O io, tu, o io. Qualcuno lavorerà. Uno dei due. Qualcuno lavorerà. Ma ci saremo entrambi. Bene, grazie. Grazie Quindi mille. Un piccolo break e ci rivediamo su Rai TV. Vuoi diventare un'azienda partner di Ride TV? Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Bentornati allo speciale Fiera Cavalli. Siamo presso lo stand della Fise Veneto che gentilmente ci ospita. Parliamo di discipline equestri. Ieri avevamo un grande atleta italiano che è stato Alberto Zorzi. Oggi abbiamo altri 2 grandi atleti italiani. Una è un atleta, uno è un longeur. Parliamo di volteggio e siamo con Anna Cavallaro e Nelson Vidoni. Ciao a tutti. Ciao Anna e ciao Nelson. Ciao. Anna, una domandina subito per cominciare, visto che so che il tempo stringe e avete altre cose da fare in questa fiera. Anna Cavallaro, volteggiatrice, come comincia la sua esperienza? È cominciata per caso 20 anni fa, provenivo dalla ginnastica artistica, un giorno per caso sono andata in un maneggio, c'era Nelson, c'era il volteggio e ho provato. Mi è subito piaciuto e ho continuato per un anno sia ginnastica che volteggio e poi il volteggio è entrato a pieno ritmo. Scusa, io Anna la conosco da qualche anno, non sapevo che tu avessi proprio cominciato con Nelson, quindi sì. È stato amore a prima vista fra te e Nelson, Sì, avete sì. cominciato? 20 anni insieme, 20 anni che lavoriamo col volteggio e 20 anni che mi segue come atleta. 20 anni insieme in cui hai cominciato come tutti i bambini dalle ludiche, le E, le F e poi. Sì, diciamo che le cose erano un po' diverse, le categorie erano un po' diverse, ho fatto una gara in categoria E e poi da lì sono saltata subito perché era un po' grandicella la categoria D. Quanti anni avevi, scusami? 11. 11 anni. E da lì poi la scalata in gare nazionali e internazionali con la squadra, perché ho fatto per moltissimi anni la squadra, e poi nel 2005 per la prima volta ho fatto l'individuale. Quindi già sono 12 anni che tu fai individuali e sei arrivata ad essere quante volte che ormai ho perso il conto? 3 volte campionessa di World Cup e 11 anni campionessa italiana. Ecco, adesso era la battuta alla 10ª presenza e undicesima vittoria adesso da poco, il scorso weekend. Bene, quindi 11 volte campionessa italiana lo scorso weekend, come hai ricordato, 3 volte campionessa del mondo, sempre con una persona al tuo fianco, che è anche qui oggi al tuo fianco, che è Nelson Vidoni, perché tu sei l'atleta, però
è importante anche chi c'è a terra. Cosa fa Nelson Vidoni per aiutare Anna, oltre a essere ovviamente un ottimo tecnico? Lavoriamo tanto non solo con il cavallo, anche sino con il cavallo finto per correggere i piccoli errori. Chiamiamoli piccoli perché l'Anna quasi possiamo dire ha trovato la perfezione. Ormai è quasi perfetta. Però giustamente i giudici, conoscendo Anna, ci chiedono sempre di più e noi trattiamo di dare quelli in più che loro ci chiedono. Certo. In più abbiamo un grandissimo cavallo, abbiamo sempre avuto dei grandi cavalli perché cavalli. Harley è stato il cavallo della vita e adesso abbiamo Monaco che Monaco l'abbiamo visto tra l'altro sta all'internazionale. diventando, infatti l'abbiamo vicino a Harley perché deve imparare tutti i segreti. Impara da Harley perché si trasmettono anche loro. Una curiosità Nelson, a te non Anna perché nonostante anche lei lavori con i cavalli, ma chi ha il cavallo in mano sei tu. Quanto lavoro ti richiede gestire un cavallo e preparare un cavallo da volteggio per arrivare a un livello al quale siete arrivati voi? Prima di tutto ci vuole tanta pazienza perché è difficilissimo preparare un cavallo da volteggio. Un cavallo da volteggio soprattutto per un livello come quello che Anna ci sta regalando. Bisogna essere andare molto lentamente. Noi guardiamo addirittura, per esempio, se Anna gareggia tardi, noi ci alleniamo tardi perché trattiamo di abituare il cavallo all'orario che lavora. Per esempio sappiamo che lui fa la cacca all'ora e noi prepariamo il cavallo prima di un'ora. Quindi non è semplicemente una preparazione fisica e atletica, tutto anche una preparazione psicologica del cavallo. Perché sai benissimo che un cavallo che defecca quando è in gara tende a rallentare o rallenta il movimento e per lei è una difficoltà, sì che io so di portare fuori il cavallo e entrare in campo quando il cavallo già ha avviato i suoi bisogni. Certo, perché dobbiamo ricordarci che se un cavallo fianda, se siamo in un percorso di salto ostacoli, ma se il cavallo fianda e perde il movimento, lei poi sopra magari sta facendo un salto, una cosa un po' complessa, viene molto piuttosto diverso. difficile. Il cavallo deve essere diverso. sempre con la stessa cadenza e tutto il ritmo, sapendo che quando ha questi problemi qua il cavallo giustamente cala l'andatura e mette in difficoltà l'atleta. Beh, devo dire che Harley prima, Monaco adesso, state facendo un lavoro davvero eccezionale perché Anna è ancora Adenauer prima, certo. Non possiamo, io con i miei cavalli non posso dire niente. Ho avuto bravi dei grandi cavalli, però posso dirlo? Bravo anche il longere, l'addestratore di questi cavalli. Sì, penso che è una cosa per me è facile entrare in simbiosi con gli animali che preparo, c'è proprio una cosa che io tratto di essere sempre quello che sono a casa, no? Quando sono in gara sono più veloce, meno veloce, un po' più rigido, no? Io tratto di essere sempre... Beh, io ho avuto la fortuna di vedere Nelson in svariate occasioni, sia con Anna sia anche con i bambini, magari poi ne parleremo anche di questi bambini e devo dire che la fermezza sulla longia ma la serenità che trasmette al cavallo è una cosa che io non ho visto in nessun altro longer o comunque addestratore. Grazie. Parlavamo di bambini perché Nelson e Anna sono venuti qua come campioni del mondo, come campioni italiani, però c'è un lavoro dietro ed è un lavoro che prevede anche di far crescere una scuola, perché Anna c'è e continuerà a esserci ancora per molto, però bisogna far crescere anche degli altri ragazzi. Voi avete 2 scuole in questo momento, vero? Scuola della Fenice e l'Oasi Boschetto. Storica. E l'Oasi Boschetto a Mantova. A Mantova, quindi seguite 2 scuole. C'è una cosa in particolare di queste 2 scuole che secondo me è meritoria per Nelson, per Anna ovviamente, perché ormai anche tu lavori... Sì. Lavori e lo aiuti anche con i bambini, con la crescita della scuola, non sei semplicemente un atleta ma anche un tecnico adesso. Certo. Le categorie integrate, cosa sono le categorie integrate? Sono queste categorie che danno la possibilità a questi ragazzi che già hanno dei problemi di aiutarlo a dare uno stimolo in più in vita, sulla vita loro, perché io penso che noi come normodotati dobbiamo aiutarli perché in questo momento questa gente ha tanto bisogno e posso dire che regalano tante di quelle emozioni che alle volte vale di più della Coppa del Mondo. Tu prima, facevamo 2 parole, mi raccontavi della nascita di queste categorie integrate, di questo
volteggio per i disabili. Il volteggio riabilitativo è iniziato nel 94 e nel 95 l'ho presentato in Fiera di Verona come Anire. Mi Che me l'ha raccontavi chiesto. proprio in questo padiglione qui vicino a noi Questo stanno padiglione, saltando i proprio cavalli qui giovani. abbiamo presentato il primo lavoro del volteggio E riabilitativo nel in Italia. 95 Nelson ha presentato il primo lavoro del volteggio E riabilitativo. dopo sono stato uno di quelli che ho detto inseriamolo anche nel volteggio italiano perché hanno bisogno. Grazie a Dio oggi ci sono tanti club che portano questi ragazzini a far vedere anche la loro capacità e il loro amore per l'animale. Ho avuto la fortuna anche in Coppa delle Regioni di vedere parecchie squadre partecipare in categorie integrate, Sì. quindi mi ha fatto molto piacere, credo Ma sia... ieri abbiamo portato qui i ragazzini della Casa del Sole, che sono stati bravissimi, del quale un down ha lavorato assieme a Anna facendo le figure libere. Bene, quindi hai fatto un pas de deux con Un po' di un ragazzo disabile. down, sì. Improvvisato ed è anche quella Ed è la anche cosa venuto bella. bene. Ed è anche quella la cosa C'era bella la gente perché... dopo che ci chiedeva che bravo, sì, ma era stato improvvisato lì. Perché Quindi volteggio come disciplina equestre di altissimo livello, ma anche volteggio come metodo per avvicinare i bambini normodotati, ma anche disabili, sì, anche perché te al dico, cavallo. I bambini dei 4 anni in su hanno bisogno di questa psicomotricità. Perché? Perché una cosa è insegnare la psicomotricità con gli elementi freddi, però se hanno un obiettivo che è salire sul cavallo e imparare a fare dei movimenti, le dai questo lavoro di coordinazione occhio-mano-gambe, lateralità, tutto quello che è il bisogno, equilibrio, che è il bisogno, no, non solo il bambino con problemi, sino anche il bambino normodotato. Adesso come adesso vediamo sempre attaccati al televisore, al computer. Certo, al telefono. ormai assuefatti da Ecco. questo E hanno mondo. bisogno che loro abbiano anche la loro immaginazione, la loro creatività. È importante il volteggio e soprattutto è importante anche per avvicinarlo alla disciplina dell'equitazione. Certo, è proprio qui e poi chiudo perché so che avete altro da fare, il volteggio come metodo di avvicinamento al cavallo anche finalizzato alle altre discipline equestri, Sì, perché ma tanta gente- avete la possibilità di far toccare il cavallo in una maniera diversa, far capire il movimento del cavallo, quindi Certo, pensare subito all'equilibrio, non pensare solo al cavallo e quindi prendere proprio idea di come si muove un cavallo e di come tu riesci a stare sopra un cavallo. bene, quindi un consiglio a tutti i circoli ippici, anche se non svilupperanno allievi come Anna Cavallaro, perché di Anna ce n'è una e siamo contenti di averla, atleta italiana e veneta. Il volteggio è una disciplina fondamentale anche per l'avvicinamento al cavallo, anche per poi la pratica dell'equitazione. E con questo vi saluto, vi do un arrivederci a fra poco, ringrazio naturalmente Anna Cavallaro e Nelson Vidoni, gioia degli sport equestri azzurri. Grazie ancora. mille. Grazie a voi. A presto e arrivederci su Rai TV. Fai conoscere la tua azienda con Ride TV. Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Fai conoscere la tua azienda con Ride TV. Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Benvenuti in questo speciale Fiera Cavalli di Ride TV. Se sentite rumori molesti o è la mia tosse o sono i rumori che ci circondano, la nostra regia cerca di occultarli, ma intorno a noi si sta svolgendo di tutto, per cui magari noi sentiamo meno di bene di quanto non sentiate voi a casa, ma siccome non ho idea di cosa succeda poi nelle casse dei vostri stanno urlando per esempio per un netto di una bambina bravissima con un pony, però insomma non so cosa vi arrivi. Allora, intanto saluto gli ospiti che sono qui con me in studio, nello studio della FISE. Abbiamo, giustamente, prima ci mancherebbe altro, vero? L'avvocato Sara Marchiori, consulente legale di FISE Veneto, Buongiorno. benvenuto avvocato, e poi Giuseppe Pozzato, che è coordinatore della Commissione Fisco e Legalità
di FIS Veneto. Ammazzate, complicatissimo, ma anche referente per il completo. Quindi con lei parliamo di completo, ovviamente, subito. Naturalmente, sono prontissima. E lei è preparatissima. Preparatissima. Esattamente, sa tutto. Il dottor Pozzato mi ha istruito benissimo. Quindi sembra un tema in effetti molto, molto duro, quello di fisco e legalità, però con tutti gli adempimenti che tutti quanti noi, in qualunque settore noi si sia, dobbiamo, grazie alle complessità dello Stato, voi avete pensato a un progetto un po' per facilitare la vita, credo, spero, mi auguro, dei circoli ippici. Le sue parole sono molto corrette. Il Comitato regionale Veneto ha adottato un'iniziativa molto interessante e molto utile, con il precipuo scopo di facilitare la vita ai circoli ippici. L'idea è dell'avvocato o è del... L'idea del Comitato regionale Veneto è tutti noi che abbiamo cercato in tutti i modi di andare verso i nostri cari amici, associazioni aderenti alla FISE, alla federazione, e andare a cogliere quelle che sono le necessità, cercare di risolvere dei problemi e dar loro una mano. Quali sono i problemi principali che lei ha capito ci sono in questo mondo, in questo specifico? Il problema principale in assoluto è la non conoscenza da parte dei circoli di quali siano gli adempimenti fondamentali necessari per una corretta gestione di un circolo. Adempimenti che tutto sommato sono molto semplici, in un certo qual modo anche ripetitivi, perché la gestione dei circoli poi si perpetua negli anni, potremmo dire. Però nessuno si era mai preoccupato prima. Io vedo le facce contorte del consigliere, allora io mi giro, io non è che sono scemo, mi giro di qua, ma a casa sentono tutti i rumori che sentiamo noi o no? No, a casa, lei non fa, perché a casa non li sentono i rumori, no, quindi lei ha capito tutto perfettamente. È come se fossimo un po' in un tendone di circo siamo in una bolla. Un po' sì. Fintamente una bolla perché non c'è la bolla, quindi. Comunque stavamo dicendo che lo scopo è facilitare il lavoro dei circoli così che possono dedicarsi a quello che è il loro obiettivo, cioè di insegnare l'equitazione, e non debbano essere afflitti da questo carico giuridico e tributario che invece si trovano a dover affrontare, soprattutto nel momento in cui ci dovesse essere un accertamento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Il Comitato Veneto ha pensato bene quindi di creare questa sorta di corsi di formazione in maniera tale che si possa agire in via preventiva e non con una consulenza giuridica postuma. Cioè, meglio prevenire piuttosto che curare. Assolutamente, lo scopo è di insegnare ai circoli a far da sé, spiegando loro passo passo quali sono gli adempimenti e le necessità da eseguire, così che poi possano bastare a se stessi e l'attività del consulente, tanto mia, quindi di un avvocato piuttosto che del commercialista, possa essere semplicemente residuale. Senta, c'è una cosa che mi incuriosisce, perché ho detto commissione, fisco e legalità. Detta pari a pari, c'è il rischio dell'illegalità nel mondo dell'equitazione? Direi che come in tutte le attività l'illegalità c'è il rischio, ma c'è anche molto di più del rischio, che a seguito di un'attività illegale poi ci sono le conseguenze che l'amministrazione finanziaria, i tribunali e quant'altro. Parliamo di un'illegalità nel senso buono, casuale, dettata dall'ignoranza, o l'illegalità paragonabile sempre nel mondo dell'equitazione alla dolosità di un doping? Cioè c'è anche il doping finanziario? È una domanda interessante Una domanda questa. interessante, non posso, mi permetto Sì, di sì, dire, in subdola, senso ma buono. le rispondo in maniera molto diretta. Ci sono entrambe le situazioni e non dobbiamo nasconderci dietro a questo. C'è chi ignora determinati aspetti e quindi le fa in buona fede, senza particolari problemi, senza particolari cattiverie. Ignorante nel senso Ignorante nel etimologico del senso- termine. certamente, Io, certamente. che senza il commercialista sono morto, anzi anche senza mia moglie sono morto uguale. Beh, il commercialista fa qualcosa di più da un punto di vista fiscale, fa fatica al resto. Beh, i conti li guarda lei, quindi devo dire che se non fosse lei a tenermi d'occhio sarei spacciato. lei. Sì, mi arresterebbe un giorno sì, un giorno no. Lei invece diceva? No, stavo dicendo che è molto corretta questa sua domanda
io ho potuto riscontrare in questa mia esperienza di consulenza e di formazione in favore dei circoli che la più parte delle persone opera in maniera assolutamente onesta e trasparente. Poi, come correttamente diceva il dottor Pozzato, la dolosità delle azioni, quella risiede nella coscienza delle persone, non sanno giudicare. Me l'ha tirata fuori mettendo Naturalmente. il termine legalità. Uno Però non dovrebbe nemmeno metterlo nel senso buono del termine, però è bello che voi mi lo sento poniate come in dovere principio. di dire invece che ho riscontrato un'assoluta buona fede nei comportamenti dei circoli e ho riscontrato questa costante nel sentirmi dire non lo sapevo, Allora, se l'avessi per caso saputo non prima. sapesse un circolo che ci sta guardando di questa iniziativa, dove e come possono rivolgersi per saperne di più? Semplicemente chiamando in federazione. Tra l'altro noi abbiamo già in atto un protocollo di intesa Veneto, quindi FISE Veneto, ha già in atto un protocollo di intesa con la Direzione Regionale delle Entrate, con un tavolo di confronto che abbiamo fatto partire, adesso sicuramente rivigoriremo con le nuove iniziative anche certative, portando meglio la direzione, portando i funzionari, le persone che operano all'interno dell'amministrazione pubblica a conoscenza di quelle che è la peculiarità del mondo equestre. Ci sono certe dinamiche che sono specifiche, Infatti, talmente quello specifiche che che non... Perché presentando Certo. la gentile ospite avvocato, lei l'ha presentata come, ma non dicendo che nella vita fa il commercialista, Ahimè sì. l'uomo dei skei. Queste aziende sono oggettivamente, dal punto di vista fiscale, aziende facili o difficili da gestire? Allora, sono aziende facili da gestire e difficili nello stesso tempo, e mi spiego. Facili perché gli adempimenti sono di per sé semplificati, ma sono talmente semplificati da rendere quasi, da considerarli da parte dell'utilizzatore quasi inutili, quasi banali. In realtà sono estremamente importanti perché questi tutelano realmente gli operatori del settore. Lei che impatto ha avuto con queste persone, però dell'aspetto umano? Straordinario, vorrei dire davvero straordinario senza sembrare eccessiva, perché io mi sono posta nei confronti... 50 euro è andato prima, non è che sono assolutamente, dire, anche di più. È no, a testa, volevo dire. Beh certo, Ci assolutamente. mancherebbe altro. Lei lo sa che senza denaro il mondo non gira. Comunque, insomma, no, io Assolutamente chiedevo, straordinario. Positivi nel E per un rapportarsi motivo con il soprattutto perché si sono dimostrati molto aperti a recepire. Positivi. Assolutamente. Allora, io prima di chiudere non posso però farmi sfuggire l'occasione, visto che hai consigli di riferimento per il completo, per dire che il completo Veneto ha vinto la Coppa delle Regioni. Certo, ha vinto la Coppa delle Insomma, Regioni, mi sembra il caso di... o no? È il caso di sottolinearlo come tanti altri aspetti, come che iniziative verso i giovani, verso le attività. Giovani di cui poi parleremo, tra l'altro, in genere rispetto all'equitazione. Siete soddisfatti di come sta andando il completo in Veneto? Siamo soddisfattissimi di questo e le iniziative che stiamo cercando di porre in essere con le promotion che abbiamo appena fatto, tra l'altro in Veneto, ha dato degli effetti estremamente positivi, cioè la capacità di galoppare in mezzo alla campagna, di ritrovare il senso del binomio, il senso del rapporto col cavallo, andando a galoppare nei prati, facendo degli ostacoli naturali, piccoli, ma importanti per i ragazzi che vogliono avvicinarsi a questa disciplina, che è una disciplina veramente bella e veramente entusiasmante. Buona domanda, cattiva per chiudere o quella feroce? Ah, quella buona. Andiamo con quella feroce. Allora, guardando in avanti, la FISE Veneta, parlando di binomi, ha da lavorare di più, guardando avanti, sui cavalli o sui cavalieri? Cosa manca di più? Mancano i cavalieri che sono capacissimi di poter interpretare il completo, ma devono avere una forte capacità, gli istruttori e i cavalieri, di fare binomio e di portarsi verso l'attività della campagna. I cavalli ci sono? I cavalli buoni? I cavalli buoni ci sono, il problema è trovarli. Ci sono, mica lo trovi. Ci sono, ma bisogna trovarli i cavalli. Bisogna cercarli, trovare i cavalli buoni, e non è che nel completo ci sono solo gli scarti del salto ostacoli. No, assolutamente. Sono cavalli che Quindi sono dei pensati cavalli per che sono ci mancherebbe pensati altro. per andare a fare Anche perché un'attività non di tutti gli questo genere. ostacolisti reggono la campagna, diciamocelo chiaramente. Ahimè, sì. Quindi non pensate un cavallo d'ostacoli Certo, che fa 2 stelle per forza riesce a correre in campagna. E Questa è fare... bellissima, sì, questo è vero. Diciamocelo. Certo. Ma i cavalli buoni dove si trovano? In che paesi d'Europa? In tutti i paesi oramai.
in tutti i paesi. Allora, siamo giunti al tempo di un piccolo break. Io ringrazio i nostri ospiti che ci hanno tenuto compagnia, Sara Marchiori e Giuseppe Pozzato. Ride TV con questo speciale del Pianicavalli continua tra pochissimo. Vuoi diventare un'azienda partner di Ride TV? Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Rieccoci in onda, non a caso mi sono preso Dulcinea in grembo, perché quando nel Medioevo i signori andavano a caccia, le signore rimanevano a casa ospitando le amiche, quindi le compagne dei cacciatori, le mogli dei cacciatori, tenendo in grembo questi cagnolini che sono di origine franco-belga, con i quali si scaldavano in realtà, perché le case non erano poi così calde, perché poi sono molto morbidi, molto piacevoli da accarezzare. Cosa c'entra? È che in realtà quell'andare a caccia, quelle tenute, in realtà era la prima forma assessore di turismo equestre, se vogliamo. Andavi nella tenuta nel castello dell'amico a farti la scampagnata a cavallo. Ci sta. Ci sta, l'ho sì. presa larga. Ci sta, presa un po' larga, Molto presa larga, anche con la passione della caccia, insomma. Però voglio dire, però in questo caso noi parliamo di turismo equestre. ma voglio dire, ma in realtà quello è il turismo equestre ante litteram. Ante litteram, è vero. Ne parliamo con Federico Canera, che è assessore al turismo a Regione Veneto, con il presidente di FISE Veneto, che ha Ante Veneto, pardon. Associazione Nazionale Chiedo Turismo scusa. Equestre. Chiedo scusa. Io siccome il nome ce l'ho nella cartellina, ma non vorrei sbagliare anche il nome, ho già sbagliato la sigla. Carlo Frank. Io mi ricordo che sono due ricercatrici, le gentili ospiti, però, ripeto, il nome ce l'ho qui dentro. So che sono due nomi tipicamente veneti, mi sembra che iniziano entrambi con la G. No, non ricordo niente. Quindi abbiamo... c'è la G dentro, la G era dentro, c'era la G dentro. Ricercatrice del CISET, Centro Internazionale di Studi sull'Economia del Turismo. E Sabrina Meneghello, sempre ricercatrice CISET, Centro Internazionale Studi Economia del Turismo. che voi avete a che fare con lui. Sì, il nostro è un centro studi, noi ci siamo da 25 anni. E voi no? Noi da un po' meno. È un po' improbabile. un po' meno. È un po' improbabile. E ci occupiamo Ma avete a che fare con lui? Sì, perché appunto siamo partecipate dalla Regione Veneto e dall'Università Ca' Foscari di Venezia, quindi sono i nostri soci, fondatori e tuttora i nostri soci. Tra l'altro oggi avete presentato una novità. Certo, oggi abbiamo presentato una web app in sostanza, cioè diamo la possibilità a tutti coloro che vogliono fare turismo equestre in Veneto di percorrere alcuni itinerari che abbiamo fatto, sono 12 in particolare, si chiama la Via delle Prealpi e 6 di questi 12 itinerari sono già percorribili, quindi fruibili, tabellati e hanno anche una web map, diciamo, app, scusate, già utilizzabile. Io appartengo al paleolitico. Sì. La web app vuol dire andare a cavallo col telefonino? Esattamente, praticamente uno va a cavallo e ha la possibilità di avere, siccome oggigiorno, scusa, a cavallo col telefonino. Perché no? Io sono anch'io cavaliere e ormai tutti i cavalieri vanno a cavallo col telefonino. Se volete è anche una questione di sicurezza, perché il telefonino può essere sempre utile. Se cadi, succede qualcosa, è sempre utile. Ma in ogni caso è importante perché... Devo chiedere soccorso. A cavallo col telefonino? Il cavallo, come dice l'assessore, è senz'altro utilissimo per una situazione di sicurezza. Poi adesso ci sono tanta tecnologia, quindi GPS e così via, ne approfittiamo. Non dappertutto c'è segnale. Non mi ricordo in quale città hanno vietato di attraversare le strade col telefonino, e mentre non so in quale città hanno messo i segnali luminosi per terra, in modo che uno quando cammina sulle strisce ha il telefonino in mano. No, però spieghiamolo un attimo.
non è che il cavaliere deve andare a cavallo col telefonino in mano. Allora, il concetto è che una volta uno quando utilizzava un sentiero, un'ipostrada, un itinerario, lo faceva utilizzando le carte. Oggigiorno questa cosa è traducibile grazie ai mezzi che abbiamo tecnologici nel telefonino e tra l'altro la cosa, e la novità è proprio questa, funziona anche in assenza di segnale, perché funziona col GPS, quindi è il classico pallino che si utilizza attorno a un itinerario, tu sai esattamente dove sei in quel momento e quindi se per caso il cavaliere, cosa che non dovrebbe accadere perché i nostri percorsi sono tutti tabellati, ma nel caso non capisca più dov'è, perde la strada del ritorno, oppure semplicemente vuol capire quanto tempo gli manca alla prossima sosta, all'agriturismo piuttosto che al parcheggio, ha la possibilità col telefonino di vedere esattamente in che punto del percorso è. Intanto, dicendo che siamo ovviamente a Fieracavalli, c'è un cane in braccio, può sembrare strano, ma vi assicuro che se guardo attorno ne vediamo passare dall'altra parte, dietro le telecamere, tantissimi di cani, quindi me lo conferma Assessore? Certo, li stiamo vedendo. Cavalli e cani sono Cavalli e cani. Vanno d'accordo. vanno Cavalli e d'accordo, cani. sono Voi in due? simbiosi. Anche i galli. A cavallo? Sì o no? Qua bisogna... Ci stiamo appassionarsi. Dica pure una bugia, no? Stiamo avvicinando a ai casa ho cavalli. 3 cavalli che... Diciamo che questo studio che abbiamo svolto ci ha permesso di avvicinarci appunto alla pratica, alla passione per i cavalli. Nemmeno lei... Io sono cresciuta in un posto che vicino aveva un centro equestre, quindi un familiare lo frequentava, per cui ho provato, ma poi ho percorso altre strade, ma mi piacciono i cavalli. Di fronte a noi c'è un pony grande così, fanno il battesimo della sella. Ecco, allora Tocca con le gambe per terra, potrebbe essere... Ma allora, dato che non c'è il cavallo nella nostra vita, da cosa è nata l'idea di studiare qualcosa legato a questo mondo? Come CISET noi chiaramente ci occupiamo di svolgere diversi studi e ricerche anche applicate sul tema del turismo e di collaborare con diverse istituzioni. In questo caso siamo stati coinvolti da Earth Academy, dal dottor Fausto Fagioli, per sviluppare appunto un progetto che andasse a costruire un quadro di contesto appunto del turismo equestre in Italia, quanto è sviluppato e soprattutto quali possono essere le potenzialità di ulteriore sviluppo del turismo equestre. Quindi da qui siamo partiti con questo lavoro di primo monitoraggio, se possiamo dire, di prima mappatura dell'offerta di turismo equestre in Italia, andando appunto a verificare quali sono al momento gli operatori, quali attività svolgono e soprattutto anche con quali clienti si rapportano, con l'obiettivo di individuare delle possibili linee guida, delle prime linee guida da sviluppare poi anche insieme per favorire lo sviluppo del turismo equestre in Italia. Sentite Bagliare, non lo so, non è lei, sono di là, che sono degli incivili di là, io non sono innocente. Parlando di turismo equestre, siamo in un settore in Veneto già evoluto, già organizzato, o siamo oggettivamente un po' ancora, non dico nell'anno zero, ma in fase di sviluppo, cioè in fase embrionale, mettiamola così? No, allora l'anno zero assolutamente no. Siamo in fase embrionale o siamo... No, abbiamo il girino o la rana? Siamo in una buona fase, non posso dire che siamo la girino prima regione. Abbiamo il girino abbiamo già la rana, abbiamo già la rana, che però dobbiamo farla crescere. Dobbiamo farla diventare un rospo. Poi lo facciamo, no, principe. diciamo che tra le regioni italiane, sicuramente le regioni di centro Italia, dove vivono fortemente questo tema anche per tradizione storica, forse sono un passettino in avanti, però bisogna anche dire che la regione Veneto è una regione, innanzitutto la prima regione per quanto riguarda i flussi turistici sia in arrivi che in presenze, e poi è una regione che ha tutto e di più, quindi non è una regione che si dedica soltanto ad un prodotto turistico, ma abbiamo tante destinazioni turistiche e tanti prodotti turistici, quindi è anche molto più difficile riuscire a dare una gamma di prodotti variegato come riusciamo a fare noi, mentre per esempio una regione come l'Umbria o la Toscana è molto collinare e quasi esclusivamente, ovvio che su questi temi magari è partita prima del Veneto, però siamo a buon punto, stiamo sia a livello di operatori e anche a livello istituzionale, perché è da un pezzo che stiamo facendo una politica legata al turismo slow, turismo green, quindi lento sul territorio, che tra l'altro va a intersecare settori diversi, cioè il turismo equestre si aggancia all'enogastronomia, si aggancia perché no anche alla cultura sul territorio, si aggancia all'ambiente, si aggancia al turismo rurale. Quindi tutto questo insieme lo stiamo sviluppando. Si aggancia all'enogastronomia? Beh, certo che sì, perché
E beh, i cavalieri, guardi, sono amano fortemente mangiare e bere in maniera anche, quindi su questo, e anche il cavallo, perché adesso noi diamo il servizio, non solo i cavalieri, si ma... va a cavallo, mi piace un vecchio slogan che diceva bere male fa male, bere peggio, bevi poco va bene. Esatto, Mi sembra corretto. esatto. Parlando di... io mi incuriosisce che vedo che lei ha in mano un Debian con lo stemmino della Regione Veneto. Questo è quello che ha parlato l'assessore, è il percorso delle ipovie che sono state presentate oggi in Regione e che quindi si possono utilizzare con l'uso dello smart, come si era pur detto. Quali sono i luoghi più belli secondo lei dove andare a fare turismo equestre? Diciamo la parte delle prealpi e la zona più, la parte collinare, diciamo. Io per dire ho fatto un raduno recentemente, proprio una settimana fa, nella zona di Bassano e non conoscevo dal punto di vista così a cavallo, è veramente splendida e oltretutto tenuta in un modo magnifico, la sentieristica è molto bella, segnata molto bene. Io volevo aggiungere una cosa, un suggerimento, specialmente a chi poi dovrà fare delle leggi e quindi... Perché il problema qual è? Il problema grosso di muoversi sul territorio? L'accoglienza delle persone? No. Non è il problema grosso, non è quello. No. Muoversi sul territorio c'è un grosso problema, è il problema delle zone del privato. Quindi l'accoglienza delle persone in questo senso. Esatto. I terreni che attraversano. Il passaggio. O sei accolto o sei chiuso fuori. Esatto. E quindi questo... Noi il suggerimento sarebbe quello che oltre ad avere queste segnalazioni di questo percorso, che ci siano anche delle guide come ci sono in tutti gli altri settori, delle guide che possono portare sul territorio la gente e che sono a conoscenza in modo reale di quello che è il percorso. Ecco, questo è un mio suggerimento. Mi dite cosa avete scoperto che non vi aspettavate? Ci sono dei dati che fanno vedere come si struttura l'offerta di turismo equestre a livello nazionale e poi anche qua in Veneto. Fondamentalmente ci si appoggia a centri equestri, associazioni ricreative di tipo sportivo, di tipo culturale, agriturismi, bed and breakfast. Quindi quello che noi abbiamo rilevato è che c'è una grande professionalità per quanto riguarda chi poi propone il turismo equestre, però manca un collegamento con gli operatori del mondo turistico. Per esempio le strutture ricettive, gli hotel, non sono dei soggetti che concorrono in maniera evidente alla formazione dell'esperienza, oppure ci sono i tour operator, per esempio in Italia non ci sono ancora tour operator specializzati nel turismo equestre, laddove invece per esempio in Irlanda o in Francia, che sono delle destinazioni già ben posizionate come l'Inghilterra a livello internazionale per quanto riguarda la proposta di pacchetti esperienziali. Mi una cosa, perché io so di tour operator, per esempio legati al cicloturismo, sì, di queste carovane di ciclisti con al seguito l'autobus con tutto ciò che serve. Cosa facciamo con quel van per i cavalli? Ma serve, è importante per spostarsi almeno da una zona all'altra, perché poi purtroppo non è che si possa andare in autostrada col cavallo, ma chiaramente... Ma si pensa a gruppi di quale Allora, dal mio entità? punto di vista, a parte i raduni un po' grossi che non servono a niente, sono un discorso di immagine, diciamo, il trekking ideale è con dalle 10 alle 15 persone massimo, anche per la gestione stessa. Meglio 10 o meglio 15? 10 io meglio. L'assessore va a cavallo come, dove, cosa, quando, perché? Beh, io vado a cavallo da quando ero adolescente, quindi... Poco tempo fa, insomma. Beh, insomma, qualche anno e me è passato anche per me. E poi adesso solitamente vado con gli amici delle associazioni, con Natura Cavallo, con gli amici di Lungo Brenta, e quindi vado sul Brenta, sul Piave, sulla Pedemontana, perché io sono trevigiano, e quindi adesso devono portarmi anche al mare, perché io adoro infatti, in particolare farmi le galoppate in spiaggia. Non l'ho mai fatto, ma devo dire che l'idea di galoppare in... quella... Ci sono dei periodi anche che si può fare, perché periodo di balneazione e vietato. Io penso che ci
ci sono fra l'altro Il Delta del Po, ad esempio. Ma io penso bello. anche alla Brusca, credo che d'inverno possa essere un luogo... Ah, ma ci sono anche qui da noi nella nostra Costa Veneta, lo Perché facciamo la Brusca già. dov'è secondo lei? È No, Cavole. infatti, lo so. Appunto, no, anche qui. Conosco il mio Ad territorio. esempio Eraclea c'è un percorso a cavallo bellissimo, sia Nella la zona parte, non, Pineta, la parte dove? di Esodo, dall'altra parte, è molto bello. Assolutamente sì. Adesso è il periodo che si può andare Sì, a adesso cavallo. sì. Infatti, credo Adesso che si sia... può. Io non l'ho mai fatto, è un'esperienza che vorrei fare, Certo. in verità. Credo che sia molto... Quest'anno non nel Veneto, ma ho fatto tutta la spiaggia di Capalbio, sono 15 km giù in Toscana, proprio sulla spiaggia, ed è una sensazione di libertà. Quando parliamo di questo tipo di attività a cavallo, qual è il livello di esperienza che è necessario? Ecco, questo è importantissimo, infatti per quale motivo dico anche delle guide che siano specializzate, che abbiano delle competenze, verificare che le persone che porti via siano in grado di poter sopportare un percorso non delle 2 ore classiche, ma di 6-7 ore al giorno. 6-7 ore a cavallo non ci sono mai stato, ma quello mi domando le capacità tecniche, cioè, e anche come devono essere i cavalli, perché andando in giro francamente può capitare di tutto e di più. Che sia l'uccellino che vola, che sia il cane che scappa, quello con la quello moto. che passa con la moto, esattamente. Cioè, No, senza dubbio. Non pensate, se ci state guardando, ho un cavallo, piglio e vado, perché Guardi, come federazione... molti Prego. i cavalli che oggi ci sono in fiera cavalli o che non ci sono adatti a non fare sono questo. adatti, voglio dire. No, infatti sembra un assurdo. Io faccio parte di una federazione dove fanno anche attività agonistica. Non è mica detto che il cavallo da campagna abbia meno competenze o deve essere meno addestrato di un cavallo che fa competizione. Direi anzi in qualche motivo di più, perché un cavallo tranquillo, affidabile, il cavallo è un animale, tutti lo sanno, che la paura è un coniglio nella mole di 4 quintali, insomma 5, quindi le paure sono di casa per il cavallo e quindi abituarlo al camion che passa, al trattore, a qualsiasi altra cosa è sempre... Quando parliamo di turismo equestre, parliamo soprattutto di cavalieri con il loro cavallo o di circoli di comunque scuderie che organizzano dando i cavalli a un turista che il cavallo Io non ad ce l'ha. esempio il mio mestiere, indipendentemente da quello che faccio gratis come presidente, è quello di avere un maneggio e ho cavalli miei che offro ai miei clienti, quindi organizzo trekking dalle 2 ore classiche, cioè la mezza giornata. Un telespettatore che avesse voglia di provare, io nella mia vita ho fatto solo ostacoli, che volesse provare, che cosa è che deve essere in grado di fare, che competenza, che esperienza deve avere per poter provare a fare questo? Allora, io direi che la competenza... Io arrivo da lei non mi conosce. La provo come la metto sul cavallo e vedo come si comporta. Mi uccide? Non la uccido, no, assolutamente. Vedo le sue capacità di gestione, perché alla fine qual è il problema? È riuscire a dialogare col cavallo in modo che faccia delle cose che non possono metterti in pericolo. Ecco, Non ci sente. Non ci sente nessuno. Caner, come se la cava? Non lo sa, non l'ha mai visto. Lui no. No, noi non ci siamo mai conosciuti. Vabbè, ma se tu lo fino ad conosci oggi. Caner? Io sì, abbastanza bene. Ma secondo me tutto sommato se la cava. A cavallo se la cava meglio. Se la cava. A gestire un cavallo o un assessorato? No, beh, è un assessorato. È meglio per Sono costretto, se no Zaia mi licenzia se dico una cosa di questo tipo. Ma anche Zaia va a cavallo, quindi. Sì, anche Zaia va ha una grandissima passione per i cavalli. Sì, anche lui fin da E parlando giovane. di cani, tra l'altro, Zaia mi ha scritto, non so se 2 o 3 prefazioni per i miei libri, compreso quello su Jack Russell, che è l'animale delle... Il presidente addirittura riesce a gestire anche il cavallo spagnolo, quindi sa fare anche... Ah, proprio... sì, lui ha più di Però scuola. Cavalli d'alta scuola. Sì, no? lui ha un Esatto. cavallo d'alta scuola e mi pare altri 2. Cavallo da sella da trekking normale, insomma. Mentre Caner va ospite, i cavalli Io altrui, vado ospite perché i cavalli purtroppo altrui. non ho mai avuto lo spazio fisico, non abitando in campagna, non ho mai avuto lo spazio sono i fisico di manichi tenere. che tengono i cavalli. Sì, questo è anche vero, però bisogna avere il tempo quando Sì. si ha un cavallo. E invece il presidente se lo tiene a casa e
che secondo me sarebbe la molto cosa bello, più certamente. corretta, perché tu devi vivere non soltanto, secondo me, l'esperienza di andare al cavallo, ma No, per stare di- ma di no, viverci Non mi interessa insieme. a me perché io avendo un maneggio preferisco che vengano da me. Beh, poi sai che poi in realtà averlo a casa però comunque ha dei problemi di gestione, spesso i maneggi certo. sono in luoghi che hanno spazi che ti permettono certo, di vedere il cavallo. Quando ce l'hai a casa a volte insomma la gestione del cavallo può essere più complicata, Per più esempio limitata. io parto, sul mio maneggio si trova sul sentiero europeo E5 che praticamente fa tutta la parte dell'Alta Lessinia e quindi è un altopiano molto bello perché è un parco regionale arrivi praticamente da 400 metri che sono io fino a 1800-1900 in una giornata. Uscendo dal maneggio a cavallo, Uscendo dal maneggio a cavallo. senza dover usare il van No, esatto, uscendo dal o maneggio. quanto altro. Se voi doveste sperimentare del turismo equestre, dove vi piacerebbe andare a cavallo? In montagna, in collina, in pianura, al mare? Allora, personalmente, Sì. ovviamente non essendo particolarmente esperta, sceglierei un percorso molto semplice e soprattutto e quindi il pianeggiamento. Cos'è che A me Come piacerebbe molto fascino? sulla costa, Come lungo la fascino? costa, sì, Spiaggia? vedere il rapporto con cavalcare a cavallo lungo la spiaggia e quindi il rapporto con il mare Vedo che anche. in uno dei miei libri, anche quello su Jack Russell, ho visto delle foto di queste ragazze in bikini, senza sella, a cavallo, dentro il mare. Fantastico. Questa è Meglio classica. d'inverno comunque, d'inverno quindi senza meglio vestita, insomma. No, no, io parlo del rapporto dei cani, quindi andare sul fiume. in costume da bagno, cioè senza sella, dico che col cavallo è un È rapporto, abbastanza normale. è un rapporto Sì. davvero bello. Io l'ho fatta sul Piave, questa cosa In qua. costume da bagno? Dentro, diretti, costume da bagno, Col cavallo. senza sella, senza niente dentro. Per esempio lui Non eri così da sempre, cioè è dopo che sei diventato così. Cioè prima è normale. Cioè, sono caduto. È normale prima. anche i guadi dei fiumi sono molto belli. i Brenta guadi ad sono esempio stupidi. è bellissimo quando c'è l'acqua, insomma. Che Anche bisogna stare attenti perché quei fiumi là, Brenta e Piave, non sono... Bisogna conoscerli. Bisogna Eh, conoscerli. E per questo dato avere che- la guida. La guida, Ma io quello che concordo. dicevo. Per la pena di ricordare che io da piccolo andavo con i cani a fare il bagno tutti i giorni sul Piave, ma sapevo dove farlo. Certo che sì. Mentre c'è tanta gente Se purtroppo lo che... portava No, è un messaggio che questo dobbiamo mandare Sì. perché tanta gente si è Il fatta... prossimo banale, vai a fare un guado, devi saper nuotare, non sai nuotare, non fare il guado. Anche perché ci sono le pozze con i vortici su quei fiumi là. Invece lei a cavallo dove si immagina il fascino, dov'è? Zone collinari, zone lungo gli argini, comunque per me deve esserci un contesto da un punto di vista paesaggistico rilevante. Questo per me è importante perché immagino che sia proprio una totale immersione nella natura e poi mi raccontano i cavalieri che la visione che si ha dal cavallo è una visione diversa da quella che si ha in macchina. nano, laggiù. E poi secondo me in cavallo si raggiungono anche delle aree che altrimenti non raggiungeresti, quindi si ha la possibilità anche di scoprire il territorio e alcune eccellenze del territorio che altrimenti non avresti la possibilità di incontrare. Infatti quello che è emerso dall'indagine è la capacità di questa forma di turismo non solo di distribuire i flussi in zone non battute da il turismo. È importante diversificare, noi abbiamo 30 milioni all'anno di turisti che vanno a Venezia e 30 milioni vorrebbero vedere San Marco. Abbiamo tanto altro. Questo è un elemento. Poi c'è un elemento legato alla stagionalità, perché è un tipo di turismo che può essere svolto in tutto l'anno. Quindi abbiamo parlato della Sardegna, in realtà in Sardegna fanno anche delle proposte in periodi non di alta stagione turistica. Poi è un tipo di turismo che permette anche di allungare la permanenza media, perché una persona inizia, a parte che poi ritorna, quindi si crea anche un buon numero di repeaters. In questo senso, quando è sviluppato o non è sviluppato il turismo equestre con i pernottamenti? Abbastanza, specialmente da quando sono nati gli agriturismi, si utilizzano molto perché normalmente l'agriturismo è legato all'azienda agricola, quindi c'è lo spazio anche per poter ricoverare durante la notte i cavalli. Anche per questo oggi si pensa magari il cavallo in scuderia, nei box, invece quando si fanno trekking il cavallo è in un paddock oppure in un recinto di fortuna o attaccato a una pianta anche. Quanto può essere importante per il vento, per il turismo del vento, che lo chiedo seriamente all'assessore, questo comparto guardando in avanti? Allora, ovviamente non è un comparto dai grandi numeri, Certo. è un comparto quasi di nicchia, però per noi diventa importante, come giustamente
sentivo prima, perché va a completare l'offerta turistica della Regione Veneto e quindi va a destagionalizzare l'offerta, va ad ampliarla e quindi permette anche di inserirsi con gli altri prodotti che dicevo prima, perché appunto il Cavaliere, che in maniera lenta fa questi percorsi, non a caso gli altri sistemi complementari sono il cicloturismo o le camminate, no? Che anche questi, che sono i cosiddetti turismi lenti sul territorio, che ti aiutano a vedere il territorio in maniera diversa. Turismo, in questo caso, di questo spezzone dell'offerta turistica in Veneto, vissuta dai veneti, vissuta anche da italiani non veneti o anche da stranieri, perché se penso al cicloturismo è fortissima sulla direttiva dell'antica Alemagna il turismo tedesco. In questo caso? Anche in questo caso abbiamo la prevalenza di turisti, per quanto riguarda i turisti stranieri, di tedeschi. Ma quant'è il turismo straniero in questo comparto rispetto alla... Sono molto più preparati di noi, diciamo. Il turista italiano spesso non ha l'idea di che cosa significa andare a cavallo, oppure lo prende con molta facilità, anzi si domanda ma come mai non si può fare subito un trekking se uno non è capace di farlo, mentre gli stranieri, se vengono, hanno delle competenze. A me non è mai capitato trovare degli stranieri che sono venuti a cavallo che non erano in grado di farlo. E italiani? Purtroppo. Non veneti. Salì sul cavallo, che tanto, cioè, senza avere un minimo di esperienza. Il cavallo, per carità, è una bestia buona, però come tutte le bestie può avere dei momenti di nervosismo e quindi tu devi avere la capacità comunque di governarlo, non puoi pensare di... insomma, e avere una tecnica. Il cavallo sotto canella mai sgroppato? Oh, Madonna, ma mi è successo anche di cadere da piccolino. E da lì poi... E recentemente? No, recentemente no, però ho avuto... Ma di solito il cavallo, soprattutto quando non ti conosce, e magari è un cavallo abbastanza, diciamo, non dico nervoso, ma insomma non... ti mette alla prova, il cavallo subito ti mette alla prova, quindi magari qualche sgroppatina, qualche cosettina per vedere se tu, quando sente che tu sei in grado di governarlo, di tenerlo, allora a quel punto si tranquillizza. Presidente, mi raccomando, deve coinvolgere... Gentili volentieri, ospiti. quando volete poi vi porto a cavallo e vedrete. Grazie, ciao. Ciao. A dopo. Vuoi diventare un'azienda partner di Ride TV? Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Sempre con Ride TV, sempre in diretta dalla fiera di Verona per Fiera Cavalli. Come ho già detto prima, se sentite rumori molesti, io non so cosa sentite, perché qui prima suonavano gli ABBA, quindi potrebbe essere che li sentiate anche voi se li rimettono. Ci piacevano tanto, moltissimo, per cui non so a voi cosa arriva. La regia cerca di ottenebrare i rumori molesti, ma noi a volte urliamo perché altrimenti non ci sentiamo, quindi non siamo dei folli, ma e qui la situazione è un po' diversa da quella che arriva a casa. Allora, partiamo, di solito si parte al gentisesso, ma qua si parte da chi è in minoranza. E quindi parto dal bretone, sì. Jacques Avé, tecnico FISE del settore ludico, però non vale, prima ci parlava di ostriche, è un attentato all'appetito questo, voglio dire, me l'immagino di Mont Saint-Michel, voglio dire, cioè, panorami meravigliosi. Prima parlavamo di turismo equestre, da passeggiare lì, cioè, andare a Mont Saint-Michel col cavallo. L'ho fatto, avevo creato una passeggiata che partiva da intorno al Mont Saint-Michel. Non abbiamo solo i rumori molesti, ma anche una mosca molesta che sì, veramente sì. Poi abbiamo, vado in questo senso, Valentina Casonato. Grazie per l'invito. Hanno riassunto parlando di Experience Academy, ma è, come ci spiega, Horse Coach Assistant. Sì. Cioè lei si occupa di coaching, di usare i cavalli. Esattamente, nell'attività di coaching. Per gli adulti, gli uomini, i grandi. Sì, in particolar modo per gli imprenditori e per i manager. E qua mi verrebbe andare dalla psicologa, che mi domando se Elena Giulia
Montorsi, psicologa, dei cavalli o di quelli che... No, io di quelli sopra. Di quelli Esatto. di cui si occupa... Esattamente, in verità mi occupo di atleti, lei più di manager e io più di atleti. Di quelli che stanno... Sì, di quelli che stanno sopra, degli atleti bipedi. Visto che tendenzialmente poi il cavallo comporta anche un abbigliamento, lei ha il paradiso del cavaliere o della cavallerista, c'è di tutto alle stelle. Detto, non ci sente nessuno. Chi va a cavallo ha bisogno psicologo ogni tanto. Ai noi sì, ma non solo per andare a cavallo. No, beh, ci rimettiamo a questo, voglio dire. Io spero che ogni tanto qualcuno ne accompagni anche in negozio. No, il cavallo, vengono col cavallo direttamente. No, vengono direttamente in negozio col psicologo, altrimenti tocca a me fare una funzione che non sarebbe la mia. Talvolta sono particolari. Talvolta sì. Quanto sono particolari? Io ammetto, a causa del rumore della musica non ho sentito. Quanto sono particolari i cavalieri, le amazzoni? No, non è che sono particolari, alla fine sono atleti esattamente come tutti gli altri che sentono la pressione, è che hanno questo amore per il cavallo e quindi sono all'interno di un binomio che non esiste in nessun altro sport, perché è uno sport di coppia dove c'è un cavallo e soprattutto è l'unico sport dove si gareggia maschi e femmine assieme, quindi ha una preparazione mentale che è leggermente diversa rispetto a tutti gli altri sport. Quanto incide nella psicologia di chi ci sta sopra il come sta il cavallo? Tanto, perché ci deve essere anche una fiducia nel nostro compagno di gara e quindi come sta il nostro compagno di gara va a influenzare le mie decisioni e di conseguenza anche la prestazione. Quando il cavallo per esempio si fa male? Quando il cavallo si fa male, quindi non si gareggia, perché logicamente quando il cavallo è infortunato... Il cavaliere quanto soffre? Può arrivare a soffrire moltissimo, è un amico, il miglior amico, è un compagno di gara, è colui che mi permette di fare questo sport, quindi si arriva a stare proprio male. Quando i cavalli ad esempio vengono a mancare a causa di incidenti si affrontano veri e propri lutti, come se fossero persone, nello stesso modo. Prima avevo un cagnolino, devo dire che il cane che è vissuto di più con me è vissuto 17 anni e mezzo, ma questo fa in mente che Fulvia proprio non da molto ha perso, che... Un cavallo che avevo da 25 anni è morto a 32 anni, per cui 25 anni insieme sono una vita e mi manca ogni giorno, non passa giorno che io non pensi a lui. I manager, come se la passano? Bella domanda. Allora, voi dovete considerare che i cavalli sono degli animali sensibilissimi, quindi per natura hanno la capacità di leggere la persona che hanno davanti e quindi lavorare con loro è un po' come lavorare davanti a uno specchio. Il manager ha la possibilità di scendere in campo e misurare se stesso, soprattutto capire qual è il suo naturale stile di leadership, cimentarsi anche nella comunicazione, che è una comunicazione molto più efficace se utilizza anche il corpo. Noi sappiamo che i cavalli comunicano prevalentemente con il corpo, quindi è veramente uno specchio che restituisce loro l'immagine per come sono senza maschere, senza strutture. Quindi... È forse come i cavalli, che purtroppo a volte le mosche, ci sono anche i moschicidi? Sì, ci sono. Ci sono sul serio. Per i cavalli, per i cavalli ci certo. sono degli... Per fortuna sì, altrimenti i poverini... No, poteva prestare una giacca perché lui aveva la mosca che era parcheggiata là lì, che è attrattivo per... C'è qualcosa? Simpaticamente, voglio dire, ci sono tanti cavalli attorno a noi perché è inevitabile che qualche mosca riesca a esserci. Mentre fin qua abbiamo parlato di adulti, ma se parlo di settore ludico facciamo giocare i grandi o i piccoli? Maggiormente i piccoli, però si può fare anche con i grandi, con uno scopo fondamentale, quello di far dimenticare tutte le apprensioni, le paure, perché giustamente questo animale che è una preda, che è pauroso, lui ha bisogno di una persona molto rilassata. E uno dei problemi che abbiamo per esempio è che se una persona è tonica ma rigida non piace, se è rilassata ma moscia non piace, però tutte e due. Ed è uno stato molto particolare e per questo secondo me è importante nel percorso iniziale dei bambini, dei piccoli bambini, di farli già subito interagire partendo dall'animale, non dall'equitazione. E secondo me è uno sbaglio oggi che partiamo da un lato tecnico troppo presto
e si dimentica un po' la logica dell'animale e il rapporto con l'animale, perché è un rapporto più orizzontale tra un istruttore e un bambino. Invece il percorso può essere dall'inizio molto più verticale. Scusa, da quanto abiti in Italia? Io sono qua dal 2001. No, perché vedo che tieni tutte le R, tutte, sì. la E finale andiamo non c'è neanche verso, morti a morire, non c'è ma verso, neanche no. morti a morire. Ma io non ho lavorato all'accento. Me la tengo. Quando parliamo di atleti, da che età vogliamo considerare atleti? Ma allora, atleti in verità, quando si fa uno sport si ha degli atleti nel vero senso della parola, dipende poi qual è l'obiettivo finale, nel senso è il divertimento, inizia a essere l'agonismo e soprattutto quando poi si perde il divertimento a causa negativa ovviamente dell'agonismo. Quindi gli atleti sono atleti nel senso che io mi approccio a uno sport e quindi divento atleta. Lei si approccia a sportivi da che età in su? Ma allora, a livello di preparazione mentale più o meno dagli 11 anni in poi, anche perché abbiamo sport come ad esempio la ginnastica, dove iniziano molto presto. Nell'equitazione dipende. La mosca è arrivata adesso è arrivata a me la mosca, sì. Viaggia. Doveva venire con i prodotti per i cavalli. Esatto. L'avessi saputo, potevamo spenderla questa mosca. Perché? È simpatica, insomma, ci tiene compagnia, dicevamo. Dicevamo che appunto poi possono esserci un sacco di lavori bellissimi da fare con i bambini. Lei predilige chi parla, perché si sposta a seconda di chi parla. Si possono fare anche dei bellissimi lavori con i bambini, ad esempio attraverso le emozioni che vanno a vivere sul cavallo e quindi insomma non ci si ferma solo alla preparazione mentale, ma anche in generale a cosa sente il bambino quando poi sale a cavallo, che è uno dei lavori fondamentali se poi vuole stare col cavallo a 360 gradi. Non vorrei fare una domanda troppo cattiva a una commerciante. Ma sono più difficili gli adulti, i bambini o le mamme? I genitori sicuramente. Le mamme? I genitori, sì. I genitori che non montano a cavallo. Sono molto apprensivi, ansiosi e non dovrebbero esserlo perché è una fortuna poter andare a cavallo, è una fortuna che pagherà tutta la vita, è una passione, anzi non è uno sport, è uno stile di vita. L'equitazione è uno stile di vita e dà talmente tanto che credo non ci siano altri sport che possano dare altrettanto. Per cui le mamme potrebbero mettere un po' più il cuore in pace, si cade da cavallo, fa parte del gioco, in base a quante cadute si fanno non sono poi così tanti i danni, non più del cadere dalla bicicletta, dal motorino. Una terapia per le mamme magari, si potrebbe pensare. Vorrebbero mettere proprio un casottino dello psicologo in scuderia per le mamme, per i genitori. Per le mamme, potrebbe essere una nuova branchia. Perché no? Non sarebbe... Perché no? Le mamme sono difficili a volte? Secondo me hanno bisogno di un progetto. Hanno bisogno di una linea guida e hanno bisogno di essere molto rassicurati da aggiustamento. È un progetto e secondo me, io quello che ho un po' lavorato in questi anni, di sviluppare un progetto più preciso, o si parla di un progetto tecnico o si parte di un progetto di sviluppo delle competenze personali del bambino. Sono un po' anche io nella logica del manager e io lavoro molto giustamente sulle competenze fisiche, mentali. Mi sono accorto che i bambini sul piano fisico sono in difficoltà, sul piano mentale fanno fatica a memorizzare, a essere attenti, concentrati. Sul piano psicologico appena hanno un problema piangono, si lamentano o vanno in crisi e dobbiamo insistere per renderli giustamente un po' più forti. E sul piano relazionale sono anche lì, non sono abituati perché non hanno più bisogno di chiedere. Allora, il cavallo, giustamente, che è un animale molto interessante, può riuscire a rimetterli in piedi e dopo si può andare sul lato tecnico. Io la vedo così oggi. Le persone con cui lei si interfaccia, come le chiama? Clienti, pazienti, assistiti? Cosa sono per lei? Ma sono delle persone, delle persone che comunque... Clienti, assistiti, pazienti... Ma non riesco a chiamarli clienti perché questo lavoro nasce da una passione... Poi più paziente lei, che li sopporta. No, no. Che rapporto hanno con il cavallo? È un rapporto inizialmente un po' di studio, no? Perché magari è la prima volta che lo vedono, quindi è interessante vedere come si approcciano da questo punto di vista. Sono persone di che età media? Ma l'età media va dai 40 ai 50 anni.
capitano i quarantenni che non sono mai andati a cavallo e che devono vestirsi? Certo. Come sono? Facili o difficili? Facili, io direi che sì, persone... Più facili dei bambini? Direi proprio di sì, perché i bambini hanno già delle idee ben precise, le marche, come deve essere qualsiasi prodotto, perché sono informati con internet, e hanno delle esigenze alle volte difficili da sopportare. L'adulto? Ma l'adulto, diciamo, solitamente adulto veramente, appunto 40-50 anni, ha poco tempo, idee molto chiare e lo vesti facilmente per l'equitazione. Poco tempo e idee molto chiare, ci può stare, poco tempo e idee molto chiare. Sì. Infatti la possibilità di apprendere dall'esperienza e quindi dalla relazione con il cavallo riduce notevolmente questi tempi, e per i manager e imprenditori che comunque si approcciano a un mercato sempre competitivo e in evoluzione, riuscire a apprendere dall'esperienza in tempi molto rapidi è sicuramente una chiave molto importante. Cerchi di far sì che queste persone abbiano dei cavalli, che si portino a casa che cosa? Che acquisiscano consapevolezza su quello che è il loro modo di relazionarsi, di esercitare la leadership e di lavorare anche in teamwork. Perché in realtà interagire con successo con un cavallo predispone esattamente le stesse capacità necessarie per guidare e motivare il proprio team di collaboratori. Vale anche per i bambini? Sì, per cui l'animale ha bisogno di un leader, di una persona che lo guida, che lo comanda, che lo gestisce, ma in realtà fondamentalmente che lo rassicura. E noi dobbiamo partire piuttosto possiamo partire su una linea giustamente tecnica che è un po' più meccanica, un po' più fredda, o su un'altra linea dove giustamente insegniamo al bambino ad imporre la sua volontà, il suo carattere, e il cavallo diventa un grande maestro di vita. Parlando di atleti, il team è lui, lei e il cavallo o anche chi c'è attorno? Allora dipende dalla disciplina che poi pratichiamo, per esempio esistono anche discipline di squadra dove sicuramente a livello equestre... Ma il team a quel punto è davvero composto da squadra o il team rimane la persona e il cavallo? No, il team in quel caso è la squadra, nel vero senso della parola, su tutti i componenti del team. Diverso è ad esempio nelle discipline olimpiche come il dressage, il salto ostacoli o il completo, dove c'è il binomio che è quello che poi fa la gara, ma c'è anche il tecnico che prepara il binomio. Infatti si dice sempre che a cavallo si è in tre, l'istruttore, il cavallo e il cavaliere. Perché? Perché serve sempre comunque qualcuno che osservi da terra quello che sta accadendo. Quindi la vera squadra di un atleta è composta dall'atleta, in questo caso anche dal cavallo, e poi da tutto il team che l'atleta ha attorno che lo porta a performare al meglio. Cavalieri di dressage, di completo o di salto ostacoli sono gli stessi o sono diversi? Sono molto diversi, molto diversi. Chi è più complicato? Il cavaliere del dressage, indubbiamente. Sì. È il più Perché semplice. Sorrido perché conosco i cavalieri del dressage, sono assolutamente d'accordo. Sono così. Sì, i più semplici sono indubbiamente quelli del completo, molto pratici, decisamente. Perché il dressage qual è? La tuba, il frac? No, è una disciplina dove ovviamente ci si va a mostrare, una disciplina a giudizio, di conseguenza io sono estremamente esigente di fronte poi a quello che è anche lo show, tra virgolette, che devo andare a fare. Il frac, la tuba, insomma, c'è tutto quanto un... Sì, adesso si usa il cap per questioni di sicurezza, si tende anche pochissimo. Il cilindro si usa pochissimo, è consentito negli adulti. È così bello però. Esatto, io dico sempre, mettere il cap col frac è come mettere le ciabatte col vestito da sera, però si usa così, va bene così. I suoi come si vestono? Jeans, scarpa ginnastica? Scarpe da ginnastica, il cap assolutamente, perché la sicurezza è importante. Niente abbigliamento tecnico? No, niente abbigliamento tecnico. Per scelta della manager o scelta loro? Per condivisione, nel senso che l'obiettivo è che si sentano più liberi possibile. Grazie. Grazie. Tagliamo dopo le parti che ha detto. No, perché scherzo Perché l'obiettivo è che si sentano liberi, già si trovano a vivere un'esperienza fuori completamente dalla loro zona di comfort. Una domanda seria. Andare jeans e scarpa ginnastica a cavallo, va bene, nel senso buono del termine, va bene oppure comunque... Allora, naturalmente se uno fa il giretto così può anche andare, però la scarpa ginnastica è pericolosa, molto pericolosa perché nelle staffe può scivolare, restare staffato è veramente pericolosa. Se uno poi vuole anche iniziare... se so che nelle staffe
la tecnica e la tecnologia stanno Sì, però cambiando le molto. scuole difficilmente Usano prodotti allora all'avanguardia. le staffe di sicurezza con l'elastico lo usano per i bambini, ok? Oppure la staffa con la parte anteriore chiusa la usano per i bimbi, per gli adulti sicuramente no. Poi se uno vuole continuare a montare a cavallo indubbiamente ha bisogno del pantalone tecnico, dello stivale. Io credo che scherzi a Sono parte, perfettamente anche d'accordo per imparare, con- devo dire la verità, che magari il pantalone, no, però forse lo stivale io lo consiglierei. Ma in realtà il lavoro che io faccio è un lavoro da terra, non è prevista la messa in sella, non vanno a cavallo, soltanto- è da terra, è per quello che l'abbigliamento è diverso, se no sono d'accordo con la signora. Dire, poverini. No, è una relazione proprio da terra che si Neanche- basa non mi fa sulla neanche- conoscenza Guarda, del linguaggio. Non me li fa neanche salire. Il battesimo della sella. Il battesimo della sella. facciamo Uno degli il batte- esperti per facciamo il farlo fare, facciamo quindi- il battesimo della sella. Mi invita a Cavelli, facciamo il battesimo della sella. Poverini, almeno salirci una volta sul cavallo. No, non vorrebbero? Non hanno voglia di Sì, salire. molti poi alla Ma fine è della convinto che giornata... ci fosse come l'ipoterapia che viene fatta per i ragazzi disabili, fosse anche il salire sui cavalli. No, in realtà è proprio un lavoro da terra, sono esercizi da terra, ecco perché l'abbigliamento può essere più chiedo semplice. scusa, avevo frainteso io. E quindi il lavoro è proprio dato dalla relazione, che è una relazione empatica che si crea con il cavallo, basata sulla conoscenza del linguaggio non verbale. La cosa più bella per un bambino a cavallo? La cosa più bella è galoppare senza le mani. Ma io vorrei tornare sull'argomento dei genitori, perché secondo me l'idea che io porto in avanti è di ricreare un sistema di collaborazione, perché secondo me questo sarà fondamentale. Collaborazione tra chi e chi? Tra i genitori e l'istruttore, perché noi 2 volte alla settimana abbiamo poco potere, loro hanno poco potere oggi, però insieme possiamo reinquadrare il bambino. D'accordo? Collaborazione non faccio quella parte così, no, perché sembra... No, ha detto... È indispensabile. Convintamente. Convintamente. E torna alla disciplina. Siamo Con molta disciplina. Siamo un buon consiglio per il conduttore. Per? Conduttore, no, io ne approfitto. Lei si concentri su un ospite alla volta, respiri e sia focalizzato, il resto non esiste nella sua bolla. Grazie mille, siamo giunti al termine, grazie per averci seguito anche in questo spazio. Vi ricordo Fiera Cavalli, un bello spazio per scoprire in tutte le sue sfaccettature il mondo del cavallo. Vuoi diventare un'azienda partner di Ride TV? Chiama il 335 18 29 609 o scrivi a info@ridetv.it. Siamo addirittura d'arrivo di questa nostra lunga diretta da Fiera Cavalli con Ride TV. Credo che gli altri ospiti non me ne vorranno se per cavalleria. Che cavalleria? Si tratta. Diciamo che cavalleria. Più cavalleria di così. Più cavalleria da che noi. qua parla di cavalleria mi sembra, no? Certamente. Mi sembra doveroso. Ma esatto, manteniamo proprio questo La stile. cavalleria. La cavalleria. Per cui prima ospite Clara Campese, presidente della FIS del Veneto, però diciamoci la verità, Ubi Maior, minor Cesar, quindi lui, Il nostro... diciamoci perché è presidente nazionale. Marco Di Paola, benvenuto, grazie per essere qui con noi. E l'unico, il preistorico segretario. Storico, magari no. Siamo calmi qua. No, loro due sono due fiorellini nel senso di nomina, mi pare. Presidente da quanto? Da fine novembre, quindi ieri. dicembre 2016, Ieri. ma loro ancora più, io Lui? sono la preistorica. Dal 23 gennaio. Ieri l'altro, mentre lui, che è il segretario generale... Da marzo, quindi sono più fiorellino di tutti. Ah, pure? Credo che ne fosse uno nuovo di questi di pacca anche lei. Sono i capelli bianchi che... È una federazione che cerca di svoltare e di cambiare? È una federazione che già è cambiata, è una federazione che ha avuto già un processo di cambiamento importante nel 2015. Oggi è una federazione che si propone più giovane, più moderna, più accessibile, più vicina ai tesserati e a chi ama lo sport. Il Veneto che propositi ha?
tanti propositi, in parte già avviati, alcuni già realizzati, però siamo pieni di propositi perché il Veneto è costituito da una squadra di persone appassionate, competenti e molto volenterose. E noi abbiamo un motore con un turbo, con un'accelerazione. Lo dico con orgoglio e approfitto per ringraziare tutti i miei collaboratori, il mio consiglio, le ragazze che lavorano in comitato, perché veramente fioriscono le idee. Ad ogni riunione di consiglio partoriamo idee nuove, stabiliamo dei programmi, dei progetti, verifichiamo la fattività, verifichiamo poi anche i risultati se ci sono, cerchiamo di evidenziare i punti di criticità perché è inevitabile che tutte le idee possono essere supportate da dei buoni propositi, buone finalità, però nel percorso poi si possono verificare delle difficoltà e quindi è necessario, lo dico sempre, correggere il tiro per poter poi garantire che nei tempi minori si possano raggiungere grandi risultati. Quindi fare un paragone con altre federazioni, perché mi viene spontaneo pensarlo. La scherma italiana ha sempre avuto grandi campioni. Il nuoto non li aveva, oggi li ha. Ci sono altri sport, penso per esempio ai tuffi, dopo Klaus Di Biasi, Cagnotto poco, dopo. Penso che il tennis, dopo Barazzutti, Zuccarelli e Bertolucci, Coppa Davis 1978, poco. Nel calcio abbiamo avuto Rivera, ma abbiamo avuto anche Del Piero, abbiamo avuto anche Totti, insomma c'è. Nell'equitazione, io sono cresciuto con i Dinzeo e Mancinelli, oggi? Devo dire che negli ultimi anni, parliamo proprio di ultimi anni, abbiamo fatto dei cambiamenti molto importanti. Oggi abbiamo nella disciplina più importante che è il salto ostacoli, abbiamo un ragazzo che si chiama Lorenzo De Luca che è secondo nella ranking mondiale e abbiamo Alberto Zorzi che è un altro ragazzo giovane, poi veneto, che è 11° nella ranking mondiale. Dove lavorano entrambi all'estero, anche perché bisogna dire che per stare a quei livelli il centro dell'Europa è la culla naturale di quel tipo di attività, quindi è evidente che chi voglia fare sport equestre a quei livelli, e parliamo dei primi 11 nel mondo, devono stare al centro d'Europa dove si pratica quello sport a quel livello. Poi devo dire il Veneto ha prodotto un'altra grande campionessa che è la Cavallaro, che è una disciplina sempre FEI, che è il volteggio, che è campionessa del mondo. Che era qui con noi poco fa. È un'altra grandissima campionessa e devo dire è una nostra, anzi una vostra, perché è una di regionale del Comitato Regione Veneto, una vostra figlia. È una disciplina non olimpica. Non olimpica. Potrebbe diventarlo? Non credo, nel senso che in questo momento ci stanno molti movimenti a livello olimpico, anche se i movimenti voi potete immaginare sono molto lenti, quindi si parla oggi per le Olimpiadi del 2024 e il movimento non è per ampliare ancora di più le discipline equestri, ma per dare spazio a delle discipline nuove che stanno nascendo, moderne, tipo lo skateboard o cose simili, che stanno iniziando a prendere piede, quindi noi dobbiamo anzi difendere le nostre 3 discipline che abbiamo attualmente nel panel olimpico. Abbiamo parlato di Veneto, di una grande campionessa, di una disciplina appunto non olimpica. Lei è un caso isolato o è frutto di una scuola veneta? Ma devo dire, diciamo che è pure frutto di una scuola di cui lei stessa è stata poi la madrina, perché alla fine insomma, il volteggio e questi risultati non è che si ottengono con un anno di lavoro, c'è un lavoro alle spalle di anni, quindi possiamo dire che con lei, con Anna Cavallaro e con Nelson, devo dire, ha veramente avuto origine il vero volteggio, assolutamente sì. Quindi... Sto pensando una cosa quando si parlava di atleti all'estero. Chiaramente ci sono questioni anche di soldi, economiche, di costi. E mi stavo domandando, facendo un paragone con la scherma, che prima dicevo ha sempre avuto
grandi atleti. Mi ricordo un periodo in cui c'era una polemica perché gli atleti italiani erano in testa alla Coppa del Mondo e la federazione non dava loro neanche i soldi per fare le tappe di Coppa del Mondo, dovevano andarci da soli, altrimenti perdevano le posizioni in classifica. Oggi la federazione dal punto di vista economico, nei confronti degli atleti magari di interesse olimpico, qual è il suo ruolo? La federazione sta studiando modalità innovative, facendo fronte alle difficoltà di risorse per aiutare gli atleti top. Questo aiuto si potrà articolare, stiamo valutando possibilità anche sul fronte assicurativo, che potrebbe essere un'opzione per aiutarli ad affrontare alcuni costi. Stiamo valutando opzioni relative alla visibilità e all'opportunità di marketing. Se tu come federazione aiuti i tuoi atleti ad avere visibilità, ad avere risorse, gli crea un indotto che a loro volta li potrà aiutare a promuovere le loro attività sportive. Quindi facendo sistema noi aiuteremmo i nostri atleti in vista di Tokyo 2020 per avere più visibilità, più forza e quindi anche un aiuto economico, non necessariamente un aiuto economico diretto. Io devo ammettere che ho citato prima i fratelli Zeo Mancinelli, lo ammetto candidamente, non mi ricordo assolutamente i cavalli. Ne hanno avuti diversi, il Mancinelli ha vinto con Ambassador le Olimpiadi del 72, i cavalli storici dei Dinzeo sono stati The Rock, sono stati Posillipo e diversi altri, perché devo dire i Dinzeo hanno avuto una vita sportiva lunghissima, quindi ne hanno avuti tantissimi di cavalli. Oggi i cavalli in Italia, lei ha parlato di atleti di grande livello, però se sotto non hai un cavallo che le Olimpiadi non arrivi a farle. Assolutamente, questo è uno sport che si fa in due, gli atleti sono due, necessariamente due, quindi è inutile pensare pure che il rapporto ci sia di percentuale di apporto tra il cavallo e il cavaliere. È una simbiosi che si deve creare, è un equilibrio che si deve creare tra i due binomi e la realtà è che i cavalli oggi hanno... Può sembrare meno comprensibile, ma è esattamente la stessa cosa anche nel completo. Assolutamente. Perché deve essere una figura unica. Guardi, non sembra, quasi in tutte le discipline equestri il cavallo ha un ruolo fondamentale e non è pensabile di capire qual è la percentuale di peso tra cavallo e cavaliere. È una miscela che deve essere equilibratissima. Io citavo i saltatori, perché lei ha citato appunto queste due eccellenze. Il livello invece dei cavalli in Italia com'è? Guardi, io devo essere sincero, l'allevamento italiano sta producendo e sta selezionando e producendo dei puliti ottimi. Ovviamente questi cavalli che nascono all'allevamento italiano, che numericamente sono pochi rispetto ad altre nazioni più diffuse, sono molto utili per l'attività agonistica giovanile. Noi abbiamo vinto quest'anno una medaglia d'oro agli europei di salto ostacoli con 3 cavalli italiani nella squadra, quindi hanno dato sicuramente un contributo importante. Naturalmente quando noi passiamo a livello di Olimpiadi senior la rosa si chiude tantissimo, come possiamo immaginare, quindi devo dire che agli europei c'erano 2 cavalli italiani, agli europei di salto c'erano 2 cavalli italiani, quindi nonostante i numeri prodotti non siano tantissimi, la qualità è molto buona. Alle prossime Olimpiadi, i 2 che lei prima ha citato, parlo dei nostri cavalieri, è pensabile di vederli in gara? È probabile vederli in gara? Facendo un discorso in assoluto, come doti personali sicuramente sì. Purtroppo, come abbiamo detto, questo sport si fa in 2, quindi bisogna capire se i 2 cavalieri nel momento delle Olimpiadi hanno sotto la sella... In questo momento assolutamente sì, sono 2 cavalieri competitivi. C'è il binomio in questo momento. In questo momento c'è il binomio, bisogna vedere nella parabola temporale se questi binomi restano. I cavalli anche loro hanno una vita abbastanza lunga. Sono atleti quindi... a tutti gli effetti. Però possono avere infortuni, possono essere... Questo può capitare a chiunque. Può capitare pure di essere venduto, nel senso purtroppo c'è pure un mercato. Se le Olimpiadi fossero... Se fossero quest'anno sicuramente sì, potremmo pure avere dei risultati interessanti. Noi quest'anno, inutile ricordarlo agli spettatori perché lo sapranno sicuramente, ma noi abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni a Roma, che erano 36 anni che non la vincevamo,
e abbiamo vinto la Coppa delle Nazioni a San Gallo, che erano 59 anni che non la vinciamo, quindi diciamo stiamo vivendo un momento di forma eccezionale. Il Veneto in questo senso come sta? Il Veneto sta molto bene, sta bene. Abbiamo una veramente gamma di giovani atleti promettenti che stiamo cercando di seguire con una programmazione dell'attività molto precisa. Per l'anno prossimo abbiamo in previsione di farli seguire da un tecnico esterno, da un professionista che possa coordinare con gli istruttori dei programmi di lavoro per i ragazzi, cioè per creare e portare avanti questi binomi. E vorremmo anche sostenerli per delle trasferte all'estero, perché il confronto del resto con i cavalieri d'Oltralpe è fondamentale per la loro crescita. E quindi insomma devo dire abbiamo molte buone leve, ma fra l'altro in tutte le discipline, e quindi questo ci fa assolutamente ben promettere. Da quando stiamo seguendo l'attività a livello regionale abbiamo già portato numerose medaglie, sempre in tutte le discipline, e in particolar modo anche nelle discipline non olimpiche, che sono quelle che numericamente hanno ovviamente meno, diciamo, adepti, e che però si stanno veramente distinguendo. Quindi io sono sicura e garantisco che per il prossimo triennio il Veneto saprà dire la sua. Il Veneto, qual è la disciplina che sta meglio, e oggi come oggi in Veneto qual è la disciplina che ha più bisogno di sostegno? Quella che ha più bisogno di sostegno sicuramente il completo, che è una delle discipline olimpiche, però credo che questa esigenza sia un denominatore comune all'attività su tutto il territorio, diciamo, nazionale. Di cavalli e cavalieri? No, tutti e due, di binomi alla fine, perché comunque è una disciplina che è un po' più articolata delle altre, quindi necessita tempi, energie, risorse molto impegnative. Ma diciamo il salto ostacoli, che poi è quello che va per la maggiore, è quello che viene seguito maggiormente, e quindi inevitabile quello. Però noi cerchiamo di distribuire equamente, insomma nei limiti del possibile, e di dare assolutamente il supporto migliore a tutte quante le discipline. Con molta schiettezza, la federazione è una federazione ricca che sta bene o povera? Non è né ricca né povera, è una federazione che ha avuto un periodo difficile alle spalle, adesso ho la sensazione che con un orizzonte di tranquillità, serenità si riesce a fare una programmazione giusta. Nel giro di un anno abbiamo più che raddoppiato le entrate da sponsorizzazioni, quindi penso che sia una federazione che ha tutte le potenzialità per crescere, per diventare una federazione forte. In questo senso, Fiera Cavalli quanto è importante? Fiera Cavalli è un appuntamento straordinario. In Italia abbiamo due appuntamenti di fondamentale importanza. Uno è Roma, Piazza di Siena, la tradizione sportiva equestre, e Fiera Cavalli, che invece è un appuntamento di rilevanza internazionale che testimonia la forza di un movimento, di una filiera economica che va molto al di là della nostra attività come federazione, ma raccoglie un mondo di persone. Siamo in una terra dove sono forti le aziende che producono selle, abbigliamento e questo, cioè in realtà uno mai non lo sa, ma me lo conferma il Presidente Veneta, noi abbiamo delle grandi aziende che sono valere in tutto il mondo nella loro specializzazione in prodotti per l'equitazione di altissimo livello. Assolutamente, e questo noi come federazione vogliamo essere un catalizzatore per aiutarli anche all'estero. Dobbiamo aiutarli quando ci sono i campionati europei, gli appuntamenti mondiali, per portare le nostre eccellenze economiche della filiera equestre sui mercati internazionali, grazie a testimonial d'eccezione come i cavalieri che ricordava prima il Presidente, Zorzi, De Luca. La forza dell'intero movimento fa sì che potrai andare oltre i confini nazionali ed essere affermato sia sul piano sportivo che economico. Io ti vorrei chiedere una cosa che poi girerò anche al Presidente nazionale perché mi sembra molto importante. Se cito una parola di 5 lettere, comincia per E e finisce per A, che parola pensa? Etica. Ma guarda caro, sono intelligente, ho una sensibilità, guarda. Ma guardi, è la veramente, sorpresa, abbiamo una connessione, l'ho sorpresa. Sì, grande. Per lei questa parola che vuol dire? Fondamentale per tutto il Comitato Regionale Veneto, questa parola ha un valore, è il numero 1 della scala dei valori, assolutamente. Cerchiamo già col nostro comportamento
di dare l'esempio. È una parola che ha un valore, deve essere assolutamente rispolverata, rivalutata, assolutamente diventare parte integrante del comportamento dello sportivo e della persona civile in una società. Ci stiamo prodigando con seminari, convegni sempre improntati direttamente o indirettamente a questo valore, perché ce n'è bisogno, perché i giovani che saranno il nostro futuro devono crescere su questa, basandosi su questo valore. È fondamentale, perché lo sport è proprio il testimonial, o dovrebbe essere il testimonial, e noi dobbiamo assolutamente vigilare ma anche agevolare nello stesso tempo. Mi fa molto piacere, chiedo anche a lei la stessa cosa. Etica è una parola, devo dire, molto abusata, nel senso che molto spesso ci si riempie la bocca della parola etica, e per noi invece l'etica è una realtà importante. Come ha detto giustamente la Presidente Campese, l'etica, soprattutto nel mondo dello sport in particolare, ma nel mondo dello sport dove lo fai con un compagno che non parla, che è un compagno generoso, che ti aiuta, l'etica è ancora più importante. L'etica io credo che sia non una definizione, sia un modo di essere, un modo di vivere, una storia di una persona e i comportamenti di quella persona. Questa secondo me è l'etica. Allora, devo dire che io che avevo vinto 2 campionati di salto ostacoli, mi appassionava andare a vedere l'ippodromo, anche le corse. Io ho smesso di cavalcare il giorno in cui ho visto in uno steeplechase Poliakov, che era un grigio che amavo anche se non era un campione, saltare e morire in volo. Ha spiccato il salto ed è caduto morto. L'autopsia secondo me è stata taccio, ma qualcosa aveva preso. Quando parliamo di etica, e qui voglio chiudere un argomento molto delicato oggi, che si fa tanto nella battaglia contro il doping, ma purtroppo chi etica non ce l'ha è sempre più bravo nell'ingannare. È uno sport, il vostro, dove questo problema c'è o non c'è? Allora, io parto dalla premessa: noi avevamo un dipartimento che si chiama Tutela del Cavallo, noi gli abbiamo cambiato il nome, l'abbiamo chiamato Dipartimento Cavallo Atleta Benessere del Cavallo, perché Tutela del Cavallo già sembra che noi siamo contro il cavallo e qualcuno debba tutelarlo. Non è questa la realtà. Noi amiamo i cavalli, il cavallo per noi, ripeto, è un compagno di sport ma è un compagno di vita. Purtroppo sicuramente ci sarà qualche mela marcia nel sistema, come avviene in tutte le grandi organizzazioni, che può avere questi comportamenti. Sport, purtroppo la vicenda russa dell'atletica è stata devastante. Assolutamente, devo dire la verità. Per capire da voi, anche perché devo dire che di fronte a noi, da noi c'è tantissima attenzione. Quindi... Io di fronte a noi ho visto l'ufficio antidoping, come no, che in questo momento sta facendo proprio dei controlli sugli umani. Noi li facciamo tanti, severi, sparsi sul territorio, perché per noi l'attenzione a queste tematiche è principale e fondamentale. La prestazione sportiva deve essere onesta. La domanda che le facevo con molta franchezza, ripeto, sullo sport, il ciclismo, ne salta fuori uno al giorno. Il vostro è uno sport, per quello che le può dire onestamente, che vede, è chiaro, per la mela marcia c'è sempre, c'è in tutte le categorie, in tutti i lavori, non esiste quello dei puri perfetti, nessuno sbaglia. È un problema piccolo. Guardi, da noi grande. Molto spesso poi dipende dalla disciplina che si affronta, ogni disciplina ha una sua caratteristica. Se prendiamo quella del salto ostacoli, che è la disciplina principe, si parla molto delle sostanze sulle gambe dei cavalli, del creare la cosiddetta attenzione sui cavalli. Io quello che posso dire è che la federazione combatte questi comportamenti, li combatte nei fatti, cioè con un'attenzione molto alta, e non ho sinceramente in questo momento segnali di una diffusione di questi fenomeni rispetto, ripeto, a delle mele marce che ci possono essere, ci saranno sempre e andranno sempre combattute in maniera ancora più capillare e attenta. Presidente, la ringrazio, che credo sia un messaggio che sia utile e necessario trasmettere, perché chi ama lo sport, chi fa il tifo, vuole essere certo di non scoprire un anno dopo, un mese dopo, il giorno dopo, che la persona che lo ha entusiasmato, che lo ha emozionato, per il quale ha fatto tifo, che ha tifato anche nella sconfitta, il giorno dopo debba scoprire che non era un eroe, ma era un truffatore. Quindi io la ringrazio per l'impegno che la sua federazione ci sta mettendo. Grazie. E mi piace la parola truffatore, perché chi altera una prestazione sportiva
commette una frode sportiva, non ci sono altri termini per definirla. Ma truffa anche il mio sentimento, il mio affetto, la mia emozione, il mio cuore, quindi credo che sia sbagliato truffare anche il sentimento di chi ti ama, io credo. Grazie anche al segretario, grazie alla Presidente, grazie a voi che ci avete seguito, speriamo che questo nostro racconto da Fieracavalli vi abbia interessato, vi sia piaciuto, vi abbia, se non lo siete già, avvicinati al mondo del cavallo. Grazie.